oggi è venerdì 28 giugno 2024. Il sole sorge alle 5:41 e tramonta alle 20:25. La luna sorge a mezzanotte e 26 e cala alle 12:35. Oggi la chiesa celebra Santa Vincenza. Il nome Vincenza ha origine latina e significa vittoriosa. Il 28 giugno si celebra la giornata mondiale dell'orgoglio LGBTQIA+. La manifestazione trae origine storica dai fatti di Stonewall, avvenuti nella notte del 28 giugno 1969, all'interno del pub Stonewall Inn, uno dei luoghi di ritrovo più popolari per le persone queer di New York. Per la prima volta in quella notte e in quel luogo le persone omosessuali e transgender reagirono alle violente irruzioni, ai rastrellamenti e agli arresti perpetrati quotidianamente dalla polizia newyorkese nei loro confronti, a causa del loro orientamento sessuale e o della loro identità di genere. Festeggia oggi 60 anni Sabrina Ferilli, attrice romana lanciata dal regista Paolo Virzì con il film La bella vita. Ricordiamo anche in Ferie d'agosto e Nella grande bellezza, vincitore dell'Oscar. Nel 2001 celeberrimo il suo spogliarello al Circo Massimo per lo scudetto della Roma davanti a centinaia di migliaia di tifosi. Diventa oggi 53enne Elon Musk, l'uomo più ricco del mondo. L'imprenditore, nato in Sudafrica, possiede, secondo Forbes, un patrimonio di 207 miliardi di dollari. Della sua infanzia ricorda la passione precoce per i computer e i continui soprusi dei bulli. Protagonista di una formidabile ascesa nel mondo della tecnologia futuristica, con la fissazione per i viaggi spaziali ha anche acquistato Twitter. Infine auguri al catanese Calogero Calà, in arte Jerry, che compie 73 anni. Componente del gruppo cabarettistico I Gatti di Vicolo Miracoli, agli albori della sua carriera ha raggiunto la popolarità negli anni '80 interpretando commedie di successo come Sapore di mare, Vacanze di Natale e You Peace. Viene considerato il casus belli della Prima Guerra Mondiale. Era il 28 giugno del 1914, quando l'arciduca d'Austria Francesco Ferdinando d'Asburgo e la moglie Sofia furono assassinati a Sarajevo da un nazionalista serbo-bosniaco durante una visita ufficiale in città. Dopo 5 anni esatti e decine di milioni di morti, il 28 giugno del 1919 il conflitto si concluse con la firma del Trattato di Versailles. Sapete cos'è la misofonia? È un disturbo uditivo particolare, dove il fastidio non è legato alla potenza del suono, ma al tipo di suono. Le situazioni che scatenano questo fastidio sono varie. Alcune persone non sopportano i suoni legati alla masticazione, altri detestano il rumore delle unghie sulle superfici. La medicina non ha ancora una spiegazione definitiva su questo fenomeno. Alcuni medici pensano che sia legato al sistema uditivo, mentre altri considerano un aspetto neurologico. Buongiorno ai 12, oggi una luna si muove tra Saturno e Nettuno, tra la razionalità e i sogni, ma nel regno dei pesci, quindi tutto il sentimento possibile va salvato. Vediamo come. Ariete. Sicuramente è una luna che presto vi raggiungerà, quella emotiva e assolutamente premonitrice della giornata di oggi. Le vostre intuizioni saranno confermate dalla realtà. Toro, alla giornata di oggi prevede una luna decisamente molto interessante e forte che fa pace tra l'altro con Urano, per cui oggi riequilibrerete tutto il sistema nervoso ed energetico. Un'ottima giornata per concludere
un affare vantaggioso che vi porterà un'enorme fortuna in tutto quello che sono i vostri giochi economici ed immobiliari. Gemelli, la giornata di oggi è una giornata che prevede una quadratura importante della Luna che rincara la dose di Saturno e di Nettuno. Qualcosa vuole ostacolare quel Giove che vi chiede di fare di più, ma con dei dubbi procedurali che analizzerete bene con qualcuno di fortemente competente. Anche negli affetti un amico vi saprà dare una chiara visione di come vi state muovendo per adesso, per voi utile e preziosa. Cancro, una luna oggi poderosa per voi proprio perché convince Saturno e Nettuno a stare dalla vostra parte, anche se i dubbi di Nettuno a volte gravano un po' su una perdita di energia solare che potrebbe rendervi un pochino più vulnerabili, più deboli. Seppure avete pensato in qualche momento di esagerare, non vi pentirete comunque delle proposte fatte e dei sogni che intendete a tutti i costi perseguire. Leone, la giornata di oggi è una giornata molto importante proprio perché la Luna prevede con Saturno e Nettuno una serie di spostamenti economici e familiari che hanno una rilevanza importante nell'economia della vostra vita. Probabilmente le certezze che tendete ad avere sono più volute che non proprio oggettive, quindi cercate di vedere fino a che punto arriva la realtà e fino a che punto arriva la vostra forte volontà di volersi assicurare che tutto va bene. Questo potrebbe generare un po' d'ansia. Vergine, oggi la Luna con Saturno e Nettuno si fanno fortemente problematici proprio perché vi pongono un problema di disaccordo con una serie di referenti, sia al lavoro che in amore. Probabilmente dovrete un poco conoscere meglio i vostri interlocutori e cercare di capire le loro ragioni. Forse commettete l'errore di pensare che tecnicamente avete risolto tutto in una maniera ineccepibile, ma emotivamente probabilmente non è così per qualcuno. Bilancia, la giornata di oggi è una giornata che prevede una confusione un po' di tanti pianeti rispetto ai vostri gradi, forse un po' paratattici e distanti, vi sentirete un po' estraniati e vi sentirete pervasi da una voglia di fuggire. Quello che vi rende statici in amore sono i ripensamenti e i dubbi nel passato, cercate di scioglierli alla luce di un possibilissimo futuro che vi darete. Scorpione, la giornata di oggi prevede una luna ancora in trigono che con Saturno e Nettuno alimenta i vostri sogni e anche i trigoni dal Cancro vi fanno ben sperare rispetto a una serie di speranze affettive. È sempre quel Marte e quell'Urano che vi rompono le uova nel pianiere e che tendenzialmente potrebbero creare dei contrattempi o dei ritardi in degli appuntamenti importanti. Sagittario, la giornata di oggi prevede una luna fortemente in quadratura. Una luna che vi chiede di essere lungimiranti e di soppesare ogni vostra decisione non tanto alla luce del presente quanto in una prospettiva futura e soprattutto di capire cosa ne pensano i familiari. Capricorno, luna oggi assolutamente favorevole per voi che convince proprio il vostro astro Saturno e il vostro Nettuno ad unire sogni e razionalità. Complice sarà anche Mercurio, molto ben disposto nei vostri confronti oggi, ma per un recupero, anche perché sarà importante in questa giornata non fidarsi delle parole, non prendere tutto alla lettera, ma tentare di leggere tra le righe. Acquario, una giornata oggi che prevede una luna molto piena di speranza e che vi fa vedere in prospettiva una geniale idea che potrebbe fare la differenza. Anche in amore siete più dolci e siete anche più disposti a proporre delle promesse per il futuro che non sono proprio da voi, ma oggi sarete veramente molto romantici. Pesci, la giornata di oggi prevede una luna molto importante che si colloca esattamente in mezzo a Saturno e a Nettuno che ospitate nei vostri gradi. Oggi le prospettive future saranno importanti e imparare a dire no o sì a determinate cose vi renderà carismatici e più padroni della situazione. Non perché volete bene a una persona dovete per forza dire sì. Las Vegas, 28 giugno 1997.
A sfidarsi sul ring il campione del mondo dei pesi massimi Evander Holyfield e un Mike Tyson ormai in parabola discendente, in cerca di una rivincita dopo la sconfitta dell'anno prima contro lo stesso avversario. Al terzo round, uno dei momenti più folli della storia del pugilato. Tyson abbraccia il rivale e all'improvviso gli morde l'orecchio destro, staccandone un pezzo. Stessa scena qualche secondo più tardi dal lato sinistro. Per il feroce addentatore scattano la squalifica e una multa di $3 milioni. A drowning man will clutch at a straw. Letteralmente, un uomo che annega afferra un filo di paglia. In italiano, a mali estremi, estremi rimedi. Tentare qualsiasi soluzione, anche la più improbabile, per togliersi da una situazione disperata. Significa che in certe situazioni di particolare gravità è indispensabile cercare ogni mezzo, ogni rimedio e ogni soluzione utile a risolverla in positivo. Come a dire che quando la situazione è molto difficile non bisogna molto stare a pensare alle eventuali conseguenze negative di queste soluzioni. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Il matto di oggi è il mattatore Vittorio Gassman. La sua carriera esprime due anime di segno opposto. L'attore di vecchio stampo a teatro, serio e drammatico, e l'attore comico, protagonista della commedia all'italiana. Da Otello di Shakespeare al sorpasso di Dino Risi, di Vittorio Gassman è nota la depressione, che gli causò alcuni ricoveri a Pisa. Nel 1989, dopo un periodo buio, rivela un suo forte desiderio a Corrado Augis in un'intervista sul Corriere della Sera. Sulla sua lapide vuole una chiosa. Non fu mai impallato, che in gergo cinematografico significa non fu mai nascosto alla macchina da presa. Por far sue le parole tante volte recitate, si recita perché si è dei bugiardi fin dalla nascita e soprattutto si recita perché si diventerebbe pazzi non recitando. Ci salutiamo con la frase del giorno. La cosa più preziosa che puoi fare è un errore. Non imparerai nulla dall'essere perfetto. Ma lasciamo gli errori ad altre cose. Mi raccomando, non fate quello di perdervi la puntata di domani per iniziare al meglio una nuova giornata. Io vi aspetto qui. Buona giornata dalla vostra Martina.